6 maggio 76, mancavano pochi minuti alle 9 che il terremoto ha colpito Gemona. 57 secondi ha durato la scossa. È un tempo notevole. In quel minuto Gemona è stata completamente distrutta. Si calcola che su 4.000 famiglie di Gemona, 2.000 abbiano perso la casa totalmente, 2.000 hanno potuto ripararla successivamente perché i danni non erano notevoli. Però in quella sera ci sono stati la bellezza di 400 morti. Era una serata abbastanza tranquilla e dopo la scossa io mi sono trovato a percorrere la strada statale sotto Gemona e di trovarmi immerso in una nebbia strana. Ho aperto il finestrino della macchina per controllare cos'era questa nebbia, pensando si trattasse di qualcosa di umido. Invece era polvere. Era la polvere delle case di Gemona che si era sollevata durante i crolli e il vento la stava portando verso la pianura. Molti visitatori ci chiedono: ma il miracolo della ricostruzione del Friuli a cosa è dovuto? Dopo 40 ho cominciato a farmi una mia filosofia del perché. Ci sono stati dei contesti per cui tutto è filato liscio. Si è anche sbagliato, bene, perché all'inizio si partiva con una frase tremenda: di Bessoi e subite. Una cosa positiva, e sembrerà strano sentirla qua raccontata da me, è stata la scossa di settembre. Per fortuna questa scossa è venuta, ha fatto danni, però non ha creato vittime. I cittadini gemonesi che contestavano già il fatto di doversi spostare sono volutamente e anche convinti, fatto le valigie e si sono portati nel centro di Lignano, Grado, Marano, tutte quelle zone balneari che hanno potuto ospitarli. Non sono poche, però intanto in quest'inverno così particolare Gemona ha potuto fare un piano prefabbricati. Ovviamente il modello Friuli non si può spostare a scatola chiusa, bisogna dargli un minimo di aggiustamento, però il concetto base della ricostruzione e della riparazione in Friuli secondo me è a dir poco vincente, tant'è vero i risultati li abbiamo visti. Io ho provato a guardare le foto della mostra e dire una domina sull'altra. Ci sono gruppi di lavoro, ci sono situazioni, ricordi. Non sono proprio in grado di sceglierne una, però posso spostare l'attenzione su un'altra foto o su un'altra immagine significativa. Sotto la loggia comunale, sotto Palazzo Botton, c'è una porta dedicata al terremoto del 6 maggio. Questa porta secondo me è molto più rappresentativa che 1000 foto perché raggruppa gli avvenimenti importanti dal 6 maggio in poi e si può leggere senza avere il commento di nessun libretto la storia che abbiamo vissuto in quel periodo. Questa è la porta della memoria che è stata realizzata nel trentennale del terremoto, 10 anni fa. Rappresenta i punti salienti della nostra ricostruzione. Partiamo dal 76, in cui si narra la catastrofe, fino alla fine, quando si riedifica il colle. La parte più nascosta di questa porta sono le 400 croci che vengono rappresentate dalle modallature che ci sono. Ci troviamo in cima alla Torre del Castello, proprio a fianco alla campana storica di Gemona. Questa campana è storica per tanti motivi, fra l'altro attualmente suona i 400 rintocchi a ricordo dei 400 deceduti durante il sisma del 6 maggio, rappresenta Gemona perché? Perché ci sono i 3 santi protettori, San Antonio, San Michele e San Tommaso, definendo il castello di Gemona ed è la prima volta che compare per iscritto la parola Glemone, per cui facciamo riferimento al 611.